lavorando a Casa Serena, comunque anche quest'anno con grande generosità è qui da stamattina per darci una mano e ha lavorato anche nei giorni precedenti. E poi anche Nino Cadoni, che è diventato un po' il suo discepolo in qualche modo nella tradizione dei Candelieri a Casa Serena. Che da stamattina metà della famiglia Moraccini, ma non solo, sono venuti e hanno vestito il candeliere. Voglio ringraziare anche tutto il personale che ha collaborato, il personale della cooperativa Copas, comunale e regionale che ha collaborato al rinfresco che poi avremo piacere di offrirvi alla fine. Un ringraziamento particolare all'obriere uscente che è Nino Scanu e anche a Peppino Belli. Veramente tanto i ragazzi, perché è bello vedere dei ragazzi giovani che hanno veramente la voglia di venire tra di noi e regalarci queste ore.